Di carceri, lei ha sempre lanciato questa allarme Veneto, no? I dati delle carcerazioni indicano allarme sovraffollamento e stranieri nel Veneto. Dopo Trento e Bolzano, che sono due realtà a sé, e chi ha più immigrati nelle carceri è il Veneto, con oltre il 55%, vuol dire che almeno 1 su 2 sono immigrati. Allora, se vediamo la popolazione del Veneto, solo l'11% sono immigrati. Vuol dire che noi ci siamo portati a casa anche tanti delinquenti, perché se la proporzione fosse rispettata in carcere dovremmo avere l'11% di immigrati e il resto tutti veneti, come accade nella popolazione veneta. Invece abbiamo il 55% di immigrati. Delle due l'una, o i nostri delinquenti veneti sono furbi o abbiamo un sacco di immigrati che vengono qui a fare i delinquenti, il che non vuol dire che dobbiamo generalizzare, sono molti immigrati per bene, che si sono integrati, che ci chiedono legalità, però è altrettanto vero che il carcere è pieno di immigrati, cioè 1 su 2 sono immigrati, e questo è un dato che stride rispetto alla percentuale di popolazione di immigrati che abbiamo in Veneto, che è solo l'11%. Speriamo bene. Parliamo del Mose. Poi guardi, qui c'è poco da sperare bene, qui o si inaspriscono le pene, si fa in modo che le forze di polizia usino il manganello, possano fare gli arresti, e quando uno combina qualcosa va in galera ci resta, se no andrà sempre peggio.